Allora, siamo attivi dal 1988, in cui ho fondato, diciamo, la vetreria, assieme a altri due fratelli, la vetreria d'arte Fratelli Tomanin, e siamo operativi appunto a San Bellino, provincia di Rovigo, dal 1988. Diciamo, il lavoro principale dovrebbe essere quello della tecnica di legatura a piombo e pittura a fuoco con le tecniche tradizionali, per cui vetrate fatte alla maniera antica, un po' per intenderci le vetrate delle cattedrali gotiche, di cui vedete sul fondo quella che da 3 anni ci ha tenuto occupati, impegnati, e in sostanza abbiamo riprodotto le 3 vetrate della facciata occidentale della cattedrale di Chartres, lavoro monumentale appunto che ci ha occupato per 3 anni pieni e che abbiamo riprodotto in dimensioni pressoché reali, partendo dalla riproduzione della parte sommitale dell'albero di S, che è una delle 3 vetrate, che ci fu commissionata nel 2019 da Don Alessio Geretti, che è il curatore della Mostra Internazionale d'Arte di Illeggio, in Friuli, per essere esposta appunto alla mostra di quell'anno. La parte sommitale dell'albero di S rappresenta il Cristo Maestro, e i maestri era appunto il tema della mostra di quell'anno. Diciamo che il rispetto dei dettami, proprio delle regole di costruzione e di esecuzione delle vetrate, è quello che ci caratterizza, in quanto la tecnica di pittura a fuoco della grisaglia è una tecnica che abbiamo impegnato dalle tecniche antiche, ma che continuiamo a portare avanti non solo nella proposizione di copie, ma anche di prodotti frutto della nostra creatività, per cui ecco, opere di nuova progettazione, nuova costruzione, sia di tipo antico, ma anche poi per destinazioni ed applicazioni più moderne. Allora, la vetrata in sostanza è un mosaico composto da pezzi di vetro soffiati colorati in pasta, che vengono appunto tagliati secondo forme che vengono dettate dal disegno dei cartoni, pezzi di vetro colorato che vengono dipinti con degli ossidi metallici, detti appunto grisaglie, chiaramente la pittura fatta a mano libera, a volte i pezzi richiedono anche più cotture e diciamo, la pittura va ad impreziosire ogni singola tessera. Ecco, nel caso delle riproduzioni di Chartres, le singole tessere prevedevano la pittura dei tratti fisionomici, dei panneggi e degli elementi decorativi con la grisaglia nera e con grisaglie brune, rossicce, a creare degli elementi di ombreggiatura che permettono appunto di caratterizzare ogni singola tessera della vetrata. Dopo essere appunto stati tagliati e dipinti, questi pezzi vengono legati insieme con dei profili di piombo che hanno una sezione ad H in cui il vetro va ad incastrarsi. Questi piombi costituiscono proprio il reticolo che fa da elemento strutturale dell'intera vetrata, saldati fra loro, e la bellezza di questa tecnica è che poi alla luce vetro, piombo e pittura si fondono quasi a sparire l'uno rispetto all'altro. Il risultato è quello che poi si può vedere alle mie spalle. Assolutamente sì, diciamo, il rispetto delle tecniche di esecuzione di pittura sono assolutamente rigorose, anche se poi c'è la possibilità di trovare delle forme espressive adatte anche ad ambienti modernissimi. Non a caso vetrate importanti sono state realizzate anche da pittori magari non contemporanei, ma ad esempio Chagall e tantissimi altri, ricavando veramente degli elementi modernissimi, pur con l'utilizzo di una tecnica antichissima. Le riproduzioni che abbiamo fatto di Chartres risalgono, gli originali sono del 1145, per cui ecco, e il fatto che ad oggi siano sopravvissute all'intemperie al tempo garantiscono la bontà di queste tecniche esecutive.
cose che ormai finiscono per non essere più un valore aggiunto, in quanto tutto ormai deve essere obsoleto nel più breve tempo possibile. Beh, sicuramente un'attività come la nostra che viene realizzata pressoché totalmente a mano non può essere facilitata dall'eccesso di burocrazia che ogni attività finisce per dover sottostare. Altra cosa è anche la difficoltà nel riuscire a tramandare, a trasmettere un'attività che permette di fare cose ancora splendide, ma che dal punto di vista economico finisce per avere dei grossi limiti, delle grosse limitazioni, anche se rimane ancora la cosa più preziosa e importante che queste lavorazioni riescono a garantire. Sì, anche se ci sono sicuramente giovani volenterosi e anche capaci, sinceramente ho difficoltà a consigliare ad un giovane oggi l'apertura di un'attività che, ripeto, comporta sì delle soddisfazioni dal punto di vista della gratificazione, ma dal punto di vista degli adempimenti burocratici sicuramente molto